Fuchs è letteralmente esploso. Intanto avete visto Battaglini in testa al gruppo degli inseguitori. Siamo all'ultimo chilometro con un tandem svizzero al comando, Pit Broy e Josef Fuchs. Poi Battaglini. Un ultimo chilometro durissimo. L'ultimo chilometro durissimo, soprattutto dopo aver fatto gli altri 4-5 che sono, diciamo, anche loro molto molto duri. L'ultimo chilometro sembra interminabile, non finisce mai, sembra quasi molto di 3 chilometri. Ecco Fuchs che sta raggiungendo, non dico ancora, ma molto da vicino il suo compagno di squadra. E notiamo la differenza di stile fra i due. Mentre Battaglin è scattato, è uscito, Battaglin con Saronni, mentre siamo sempre nella scia di Broy. Il ritardo di Battaglin e Saronni di 35 secondi. De Pasquale, a questo punto io lascerei Broy con la telecamera mobile per seguire Battaglin e Saronni. Broy ormai può essere seguito, Broy e Fuchs possono essere seguiti sia dalle telecamere fisse che dalla telecamera sull'elicottero, quindi vediamo con la telecamera posta sulla moto cosa avviene alle spalle, cioè seguiamo la lotta per la maglia rosa. Battaglin, ecco intanto vedete Fuchs. Ecco Battaglin. Battaglin ha staccato sia Saronni che prima. A 1 chilometro dalla vetta l'attacco di Battaglin. Se Battaglin riesce a conquistare il terzo posto, un attacco che non significa solamente maglia rosa, ma può significare Giro d'Italia. E aumenta sempre il vantaggio di Battaglin. Broy, Fuchs e Battaglin. Battaglin che ha staccato, ecco Prim, poi vediamo Visentini, quindi più in ritardo la maglia ciclamino di Saronni. Ecco, vediamo il passaggio di Broy al viale sotto a quello dell'arrivo. Ecco ormai Broy a circa 500 metri dalla conclusione, mentre ci segnalano un Saronni in difficoltà. Vediamo ormai Fuchs, poi Battaglin ad una cinquantina di metri dal tandem elvetico. Scatta ancora Battaglin. E poi dopo Battaglin ecco Fuchs. Poi ecco ancora Battaglin. Battaglin che dopo il lavoro al corpo di ieri, tanto per usare un'immagine pugilistica, sta sferrando oggi forse il pugno del knockout. Broy si volta, eccolo ormai ai 200 metri. Ecco dopo ancora Munoz con la maglia celeste della GBA. Attenzione, imminente l'arrivo del primo. Ormai non resta che attendere il responso dei cronometri per quantificare. Mentre Broy vince, viene immediatamente sorretto dai massaggiatori della sua squadra. Ha vinto Broy, che si è accasciato subito dopo il traguardo. Secondo è Fuchs, attenzione, a 9 secondi Fuchs, ed ora aspettiamo Battaglin. Eccolo qua Battaglin che conquista anche i 10 secondi da buono. Scatta ancora Battaglin, la maglia rosa è ormai sua. Scatta ancora, auguriamoci che nessuno lo ostacoli, che non ci siano incidenti in questo finale. Battaglin è terzo con un ritardo di 41 secondi. Giovanni Battaglin è la nuova maglia rosa del Giro. Allora attenzione con Natale al quarto posto, poi Munoz
ecco che scatta Saronni, quindi Saronni ancora il tempo per scattare, Berto e Saronni, poi Argentina evita una macchina, una moto in panne proprio sul traguardo, poi arriva Ceruti ed ecco Brimma, ecco che arriva Visentini. I corridori sono costretti a proseguire a piedi ed ecco che arriva Bortolotto, ecco che arriva Faracca,